piatto del giorno è la carbonara di mare. Utilizzeremo le cozze, le vongole, il calamaro e i gamberi. Naturalmente le uova giocano un ruolo essenziale in questa carbonara. Il pesce, grazie al suo contenuto proteico, agisce anche nel potenziare le difese immunitarie del nostro organismo e sappiamo quanto importante sia aumentare le difese immunitarie nel contrastare le malattie infettive sia di natura virale sia di natura batterica. Iniziamo nel mettere l'olio, l'aglio, gambi di prezzemolo e grani di pepe. A questo punto aggiungiamo dei filetti di acciughe spegniamo sul fuoco, aggiungiamo dapprima le cozze e le vongole, successivamente gambero e calamari. Sfumiamo con del vino bianco e lasciamo cuocere. Iniziamo nel preparare la crema con l'uovo e il pecorino. Incocciamo il pecorino. L'incocciatura è un processo in cui rendiamo il formaggio a grani molto piccoli. Separiamo l'albume dal tuorlo. Spegniamo nel nostro pesce. A questo punto facciamo la nostra cremina con tuorli d'uovo e pecorino. Quindi, visto che l'acqua della pentola bolle, saliamo, caliamo la pasta. Nel frattempo che la nostra pasta va in cottura, togliamo alcuni gusci delle cozze, ne lasciamo qualcuna giusto per arricchire il piatto nell'impiattamento. Teniamo da parte. Vanno eliminati anche i grani di pepe, i gambi di prezzemolo e i residui di aglio. Ultimeremo la cottura, quindi gli ultimi 3 minuti, 4, li faremo in padella. Acqua di cottura della pasta. In questo piatto gioca un ruolo anche fondamentale della mentuccia, quindi staccheremo alcune foglie di menta, gli darà un sapore fresco. Togliamo la menta, già ha preso il sapore dovuto, quindi spegniamo sul fuoco, mettiamo la nostra crema di uova e pecorino,
amalgamando velocemente e senza far attaccare. E voilà, la nostra carbonara di mare è pronta. Andiamo all'impiattamento. La nostra carbonara di mare è pronta.